Io sono Roberto Forgiarini, nato a Venzone e all'epoca della ricostruzione di Sant'Antonio avevo 23-24 anni. La ricostruzione di Sant'Antonio è frutto di qualcosa di molto particolare. Io ero già impegnato nella ricostruzione del centro storico di Venzone e avevo già fatto un po' di esperienza nella ricostruzione della prima chiesa di Venzone, che era quella dei Santi Giacomo e Anna in Borgo San Giacomo, che era stata la prima chiesa ricostruita a Venzone. Nell'84, dopo il 1° maggio, come consuetudine, dopo la messa che è stata celebrata su Sant'Antonio, è partita questa idea. Proviamo a vedere prima se riusciamo a pulire e mettere a posto un po' il sedime della vecchia chiesa, e da lì dopo è partito il discorso della ricostruzione. Quindi nell'84, dopo il 1° maggio. Allora, io subito dopo questa data mi sono impegnato nel realizzare il progetto esecutivo per la ricostruzione della chiesa, quindi ho fatto tutti gli elaborati grafici, tutte dopo le varie autorizzazioni eccetera. In più c'era il problema che a Sant'Antonio non c'è la possibilità di arrivare se non a piedi, quindi dovevamo realizzare anche un sistema per poter portare il materiale, e da lì è partita tutta l'idea dall'elicottero e dopo abbiamo puntato sul discorso della teleferica. Dopo abbiamo iniziato il cantiere nel mese di agosto. La ricostruzione della chiesa di Sant'Antonio secondo me è una delle cose che mi hanno senz'altro colpito di più e che sono quelle che sono rimaste senz'altro nel mio cuore come un'esperienza unica e irripetibile, anche se dopo sono state ripetute altre esperienze, però l'esperienza di Sant'Antonio, pensando alla posizione dell'ubicazione della chiesa, diciamo il discorso del tutto il movimento di volontariato, il coordinamento del cantiere, sono state più di 150 persone che sono venute su a lavorare, e pensare che nel giro di un anno, lavorando sabato e la domenica, riuscire a completare un'opera del genere in cima a una montagna è una cosa straordinaria, secondo me. Aneddoti ce n'è tantissimi, perché diciamo dalle varie esperienze, dalle prime fasi della posa della teleferica, dove ci sono succedute delle rotture delle funi portanti, e lì c'è stato un momento di scoraggiamento, perché sembrava proprio che anche le avversità un po' proprio tecniche, proprio non riuscire a trovare delle funi che riuscissero a reggere. Diciamo, questa è una delle cose che dopo abbiamo superato, però abbiamo lavorato un mese quasi per niente, anche con rischio, anche pericolo anche per la vita, perché lo spezzarsi delle funi, che sono successe 2 volte in quel periodo lì, era molto rischioso anche proprio dal punto di vista umano, insomma, ecco. Sono il pievano di Venzone dal 1983 e mi chiamo Roberto Bertossi. L'iniziativa della ricostruzione delle chiese votive di Venzone, delle chiese minori, è partita proprio in quell'anno, nell'anno stesso o l'anno successivo, con la proposta di ricostruire la chiesa più lontana e che presentava più problemi di accessibilità, Sant'Antonio Abate, nel senso che non c'erano strade per arrivarci e bisognava arrivarci o per il trasporto dei materiali necessari con la costruzione di una teleferica. L'iniziativa è partita così da una volontà popolare, nel senso che quando io sono arrivato ho trovato delle persone, un gruppo di volontari che avevano l'intenzione di ricostruire la chiesa di Santa Caterina sul Piano e avevano fatto domanda alla sovrintendenza. Allora il sovrintendente rispose che non era possibile ricostruirla attraverso l'azione dei volontari perché il cantiere avrebbe dovuto essere assegnato a una impresa. E allora
questo gruppo di persone, dopo il 1° maggio del 1983, si attivarono per ricostruire quella che era la chiesetta alla quale sicuramente la sovrintendenza non avrebbe posto mano, nel senso che era lontana, di difficile accessibilità. E così si è partiti con questa iniziativa. È stata una sfida, perché la chiesa si trova a 830 metri di altitudine. Per arrivarci si fa un sentiero piuttosto ripido, quindi, come dicevo, bisognava provvedere a una teleferica, e si iniziò appunto con la costruzione di una teleferica di circa 1000 metri che partiva dalla strada sottostante e arrivava fino lassù. Dicevo, sembrava una sfida, ma alla fine ci si è trovati davanti ad una partecipazione corale della popolazione che ha partecipato a seconda delle possibilità, con il volontariato per quel che riguardava la manodopera, poi con la partecipazione anche dal punto di vista finanziario. Non c'è stata necessità di chiedere finanziamenti pubblici. Nel corso di un anno, quindi dal maggio 84 al giugno 85, quella chiesetta fu ricostruita. Dicevo, con una partecipazione corale della popolazione. Ogni sabato, ogni domenica si ritrovavano lassù una trentina di persone, uomini, donne, muratori, carpentieri, tutti lavoravano. Poi c'erano alcune donne che preparavano il pranzo, anche dei ragazzi e dei bambini partecipavano, e questo è andato avanti per un anno, così che nel 1° giugno del 1985 si è potuto inaugurare con una grande celebrazione, una grande festa alla quale partecipò anche l'arcivescovo Battisti. Si è potuto inaugurare questa chiesa dedicata a Sant'Antonio Abate, che fu la prima di altre. Quindi nell'85 fu inaugurata la chiesa di Sant'Antonio, nell'87 poi quella di Santa Caterina, che alla fine anche quella fu ricostruita attraverso l'opera dei volontari. Queste ricostruzioni hanno coinvolto la popolazione, dicevo, in maniera corale. I motivi di questa partecipazione possono essere diversi. Sicuramente ci troviamo negli anni immediatamente successivi al terremoto e alla ricostruzione. Siamo presente più o meno nell'85, Venzone era quasi del tutto ricostruita, tranne il Duomo. Questa partecipazione ha voluto essere il segno di quanto ci tenessero i venzonesi o stessero a cuore anche quello che era il patrimonio storico-culturale e rappresentato dalle chiese, non solo dal Duomo ma anche dalle chiese minori trecentesche, nella costruzione delle quali trovarono, dopo anni, gli anni immediatamente, dicevo, successivi al terremoto e durante la prima ricostruzione, furono tutti impegnati da preoccupazioni appunto riguardanti la ricostruzione delle proprie case, paese. Questi momenti delle ricostruzioni delle chiesette furono una sorta di momento in cui potevano essere espressi quelle che era la identificazione in opere che erano rappresentative simbolicamente, in opere che venivano portate avanti con senso della gratuità, non soltanto, ma anche hanno avuto la funzione di ricompattare una popolazione che dagli eventi del terremoto era stata in qualche maniera scossa. Il numero di questi volontari si ampliava di volta in volta maggiormente, per cui alla fine, se noi volessimo fare così un computo, tenendo conto di quelli che hanno partecipato attivamente, direttamente alla ricostruzione, ma anche di quelli che hanno seguito la ricostruzione con finanziamenti spontanei, offerte spontanee, con quanti in ogni caso hanno seguito, diciamo, col cuore, così sentimentalmente, la ricostruzione, direi che buona parte della popolazione ha partecipato, al punto che queste chiese sono tuttora sentite come qualcosa di proprio.